Allora, Salvo Pulvino è radioastronomo presso i radiotelescopi INAF di medicina, dove si occupa prevalentemente degli aspetti tecnologici legati alla radioscienza e alla planeteologia. Dal 2009 è uno dei membri del SETI, permanente committee dell'Accademia Internazionale di Astronautica, dove il suo ruolo è legato principalmente ai metodi di rivelazione dei segnali SETI. Dal 2001 è presidente del gruppo IARA, di cui fanno parte radioastronomi, ricercatori, divulgatori ed astrofili, con l'obiettivo di incrementare la diffusione della radioastronomia amatoriale in Italia. È anche rappresentante italiano presso l'ERAC, European Radio Astronomy Club europeo. Dal 2004 guida la sezione di ricerca radioastronomia della UAI, Unione Astronomi Italiani, con cui organizza annualmente meeting tematici, e scuole di radioastronomia didattica. Dal 2007, per il terzo mandato consecutivo, ricopre il ruolo di consigliere delle sezioni di ricerca all'interno della UAI, si occupa attivamente di divulgazione scientifica ed ha l'attivo decine di pubblicazioni su riviste scientifiche, divulgative e diverse partecipazioni a libri e congressi. Signori, un bel applauso per Salvo. Io ringrazio l'UAN che seguo da tantissimi anni, prima ai tempi di quando abbiamo avuto la fortuna e l'onore di fare un congresso UAI proprio in questa sala qualche anno fa, con Edgardo e gli altri amici, ci avete sempre collaborato con grandissima passione e competenza. Poi c'è stata questa bellissima sorpresa di sentire Andrea un po' di tempo fa e di parlare appunto di questo che si parla poco di radioastronomia, come si parla poco di altre discipline che riguardano l'astronomia, specie quando è importante fare divulgazione. Mi occupo per lo più di sviluppo di software e di tecnologie che sono legate poi a esperimenti di radioscienza ed osservazioni di planetologia. Per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana ho seguito per diversi anni un progetto con il quale cercavamo pianeti extrasolari con dei grandi spettrometri radio, quindi non facevamo altro che utilizzando queste grandi antenne che abbiamo in Italia, abbiamo due, oggi ce n'è una terza molto grande a Cagliari, le due sorelle gemelle, le due 32 metri di Noto vicino a casa mia e di Medicina, a Bologna, comune di Medicina. Abbiamo scandagliato il cielo per anni nella speranza di poter tirare fuori delle deboli tracce di atmosfere esoplanetarie. Oggi vi parlerò di una grossa parte di quello che potrebbe essere appunto il mio impegno professionale, che riguarda il progetto SETI in seconda battuta, ma la ricerca di vita nell'universo in prima, nel senso che cominceremo con una brevissima carrellata che è inerente ai pianeti extrasolari, con il quale siete già un tema che siete già venuti a conoscere lo scorso anno con il nostro amico Claudio Lopresti, e che oggi continuerò per cercare un po' di agganciarmi poi alla parte finale della mia conferenza, che proprio riguarda più nello specifico la radioastronomia, e vedremo anche di capire cosa è possibile fare, perché io non dimentico mai che prima di essere un astronomo devo essere un astrofilo, perché come mi ha sempre detto il mio capo, astrofilo nel cuore, cioè se non ami il cielo diventa solo, come dire, una professione come tante altre. Quello che gli astronomi cercano di fare è di non solo di contare i mondi alieni, ma proprio di cercare di capirne un po' di più, no? Quindi sbirciare nelle loro atmosfere, che comincia a essere un po' più possibile oggi finalmente con i grandi strumenti e con strumenti sempre più sensibili, sempre più sofisticati. Ma è chiaro che inizialmente non era così. Immaginate nel 95, ma ne parleremo tra poco, era impensabile riuscire a fare quello che facciamo oggi con la ricerca dei pianeti extrasolari. Il nostro sogno, al solito, qual è? Quello di cercare e di trovare, sperabilmente, un pianeta che sia molto simile al nostro. Non perché domani prendiamo la nostra astronave privata parcheggiata in giardino e ci andiamo, ma perché forse ci farebbe anche sentire un po' meno soli. Dal mio punto di vista
vista personale il gioco ne vale la candela. Sarò di parte, però sarei sicuramente più contento di avere oggi una conferma che non siamo soli nell'universo, che non stare qui a parlarne per altri 100 anni e disquisire su chissà forse e magari. Poi è chiaro che ognuno può pensarla come crede. Un grande astronomo, Michel Mayor, che nel 95 si trovava per puro caso a fare candagliare un set, come dicono in gergo, di stelle nella costellazione di Pegaso, e questo astronomo insieme al suo assistente in realtà si accorse che una delle stelle nel set che stava analizzando si comportava in maniera molto strana. Lui era già abituato a studiare stelle variabili, come sapete tutti, un po' la variabilità stellare è un processo che a livello osservativo implica delle fluttuazioni. Queste fluttuazioni sono periodiche, quindi questi periodismi un po' hanno in qualche modo da un lato tratto in inganno l'astronomo, ma dall'altro c'era qualcosa di strano. Qualcosa di strano perché questi sbandamenti continui della stella in questa computer grafica che sono riuscito a trovare sono ben visibili. Alla fine Michel Mayor non vedeva la stella, era impossibile vederla con questa altissima risoluzione, ma lo strumento che lui stava utilizzando gli permetteva in maniera indiretta di capire che in qualche modo la stella sbandava destra e sinistra in questa maniera. È chiaro che quando lui rese pubblica la notizia nessuno ci credette e tra l'altro l'attuale direttore del SETI Institute americano gli disse: "Tu sei matto, in realtà non c'è niente di vero in quello che stai dicendo". Ci fu proprio un vero e proprio scontro tra i due scienziati. Poi la cosa si aggiustò, nel senso che ci furono delle verifiche e le verifiche diedero conto, diedero ragione a Mayor. In realtà lui aveva per primo osservato un pianeta extrasolare, al di fuori del nostro sistema solare. Quello che notava è che la stella sbandava violentemente da destra e sinistra proprio perché questo grande pianeta che assomigliava a Giove lo trascinava la stella una volta da una parte, una volta dall'altra. Insomma, era la prima volta che finalmente si poteva vedere da Terra in maniera indiretta un pianeta extrasolare, il cosiddetto 51 Pegasi b, la lettera piccolina, come saprete, è l'indice in crescendo del pianeta, dell'esopianeta. Quindi la A è sottintesa, ma sta per la stella, poi dalla B a C, D e così via si indicano i pianeti che man mano vengono scoperti in sistema esoplanetario. È un Giove caldo, quindi immaginatelo come questo grande gigante del nostro sistema solare, ma ancora più grande e ancora più caldo soprattutto. E si trovava in un punto dove non ci saremmo mai immaginati di trovare un Giove, molto vicino alla stella, tanto che la radiazione lo riscaldava in maniera così cospicua, così enorme, da renderlo caldissimo. Temperature superficiali dell'ordine dei 1000 gradi, una massa intorno ai 150 masse terrestri. Insomma, non eravamo sicuramente abituati a questo tipo di oggetti. Il bollettino medio, se lo volessimo per un attimo immaginare, sarebbe stato un pianeta con un'atmosfera ventosissima, un pianeta che aveva grandi masse d'aria calda che venivano bruciate continuamente per l'alta temperatura, per l'alta energia ricevuta dalla stella, venti che, come dicevamo, soffiano addirittura a migliaia di chilometri orari, e precipitazioni di vapore di ferro, perché a quelle temperature può anche precipitare del ferro, quindi non da poco, e aurore polari da sballo, proprio perché questi grandissimi campi magnetici generati dall'estrema vicinanza dell'esopianeta alla stella erano capaci di regalarci spettacoli che possiamo solo immaginare, e questi poi sono alla fine dei modelli tirati fuori dagli astronomi, no? Perché modellizzata l'orbita del pianeta attorno alla stella puoi immaginare, perché non possiamo fare altro ancora, puoi immaginare qual è lo scenario possibile. Una delle cose più incredibili era l'anno. L'anno di questo esopianeta durava e dura tutt'oggi 4 giorni terrestri. Quindi un pianeta estremamente veloce,
tanto che lasciava sbandare violentemente la stella in 4 giorni. Quindi Major, nello studio di questa stella che a lui sembrava essere variabile, in realtà scoprì che variabile non era, che questa variabilità di 4 giorni era invece dovuta a questo continuo sbandamento. E poi ci sono molte altre storie legate a questo fantastico primo pianeta extrasolare che non vi racconterò solo per brevità di tempo. Saprete sicuramente il fatto che non è così facile scoprire un pianeta extrasolare quando lo si osserva. Questo è uno dei rari casi in cui è stato possibile con Fomalhaut fotografare questa stella privando la foto della parte più sacra, dalla parte più sovrasposta, e lasciando soltanto la parte del disco protoplanetario in maniera da captare, qualora ci sia, e fortunatamente c'era, una piccola differenza di posizione in un piccolo hot pixel, un piccolo pallino più luminoso, che in realtà era un pianeta. Allora, fotografando questa stella, questo sistema, a distanza di 2 anni, è stato possibile notare come questo esopianeta si spostava lungo un'orbita. Ma sono casi rarissimi, non sempre è possibile avere la fortuna di fare questo tipo di foto. Sicuramente ci va un Hubble Space Telescope o oggetti di questo tipo, perché l'atmosfera terrestre distruggerebbe tutto il resto, e comunque di solito non si lavora così. Come si lavora? Come vi avrà raccontato lo scorso anno Claudio Lopresti, gli astrofili qui possono fare la differenza. Anzi, questo è uno dei campi dove l'astrofilo riesce a fare tante volte molto di più in termini di quantità e anche qualitativamente, devo dire, fa tantissimo rispetto a quello che potrebbe produrre un osservatorio professionale. Perché? Perché sappiamo bene che i tempo strumento sono legati a tantissimi fattori. Noi, per nostra fortuna, siamo riusciti giusto a luglio abbiamo ottenuto del tempo strumento all'Oriano, che è l'osservatorio INAF di Bologna, nel quale alcuni degli astrofili dell'UAI, delle sezioni che abbiamo fatto partecipare al bando, e io personalmente ho seguito tutto l'iter, alcuni astrofili dell'UAI sono riusciti ad andare poi all'Oriano ed osservare, ma abbiamo avuto degli slot di tempo piccolissimi e legati a periodi in cui gli astronomi erano in vacanza, era agosto. Cioè, per dire, si può fare, ma non è così facile avere la possibilità e la fortuna di avere accesso a strumenti professionali. Voi siete sicuramente una delle eccezioni fortunate in Italia, perché non è chiaro, non è così semplice, diciamo, avere accesso a strumenti di questa portata. Tuttavia, con riflettori di 20 e più centimetri si può fare anche da una postazione amatoriale osservativa. E cosa si fa? Questo è il metodo delle velocità radiali, ci torneremo tra breve. Quello che si fa è la misura di transito, cioè si va a misurare quella che si chiama tutta la potenza irradiata dalla stella nel tempo, e mano a mano che il tempo passa, quel piccolo dischettino nero che va a solcare la sagoma del disco, che per noi non è risolto, perché otticamente non riusciremmo a risolverlo, non fa altro che provocare un calo nel flusso ricevuto da terra. Questo calo è quello che mi dà la possibilità di dire: forse c'è qualcosa che mi ha eclissato la luce della stella. Se poi quell'eclissare ha una periodicità, scatta. Potrebbe essere che un oggettino ha eclissato in maniera periodica la stella e quindi potrebbe essere un pianeta. Da lì verifiche eccetera. Fatto sta che comunque gli astrofili oggi riescono a fare benissimo questo lavoro. Tra l'altro vi lascio notare pure come gli astrofili possono monitorare delle robe che gli astronomi non possono, ma non perché non ce la facciano, poverini, è perché non sono lì sul pezzo giorno dopo giorno, perché costa avere uno strumento attivo 24 ore su 24 tutti i mesi dell'anno. L'astrofilo lo fa perché? Lo fa per passione, siamo anche qui per passione, un po' tutti, no? Allora, il fatto di notare ad esempio una macchia stellare sul disco di una stella, allora, l'astronomo lo può fare, ma lo può fare se è magari molto fortunato. L'astrofilo, avendo a disposizione tantissime notti l'anno, quando non è nuvolo e quando non è impegnato, può, se vuole, tirar fuori un'informazione legata ad una disomogeneità nel disco di una stella, no? Quindi
non solo fai detezione di pianeti extrasolari, ma una volta che tu conosci la presenza di pianeti extrasolari, puoi anche andare un po' a caccia di eventuali strutture sul disco, sulla fotosfera di quella stellina lì. È chiaro che ci vanno strumenti di un certo diametro, perché ci serve una certa risoluzione fotometrica. Poi l'altro metodo, che non è purtroppo a noi vicino per ovvi motivi tecnologici, a noi nel senso astrofico del termine vicino, è il metodo delle velocità radiali, no? Quindi è un po' quello usato da Major nella scoperta di 51 Pegasi, cioè tu puoi notare che la stellina sbanda, va da destra a sinistra e si allontana, soprattutto si allontana o verso di te o più lontano da te, se cambia, concedetemelo, il colore della stella. In realtà non è che ti cambierà in maniera vistosa dal blu al rosso, è solo per semplificare, ma cambiando la velocità con cui si avvicina o si allontana da te, osservatore, puoi vedere alcune caratteristiche spettrali della stella, come ad esempio queste righe qui di assorbimento, spostarsi verso destra e verso sinistra. E questa cosa, se ha una periodicità, al solito potrebbe darsi che c'è qualcosa che ha generato la periodicità. Questi sono dei tracciati e sono i classici tracciati di velocità radiale con i quali è possibile poi capire se c'è una periodicità di tipo sinusoidale legata ad esempio alla presenza di un pianeta attorno alla stella. Quindi questo per dirvi che alla fine siamo ormai in una situazione in cui sappiamo bene che esistono pianeti attorno ad altre stelle, sappiamo benissimo che ci sono sistemi esoplanetari, extrasolari complessi come il famoso Gliese 581, che personalmente ho osservato tantissime volte e ci appresteremo a farlo tra circa 10 giorni di nuovo a Noto e Medicina, perché osservare questi sistemi piuttosto complessi ci permette di sperare, tra virgolette, di trovarci nelle condizioni fortunate, perché osservando la Terra con i radiotelescopi purtroppo non ha lo stesso successo di un'osservazione fotometrica ottica, di osservare anche le atmosfere dei pianeti. Pianeti ad esempio come questi qui in orbita alla stella Gliese 581, che sono già 6, di cui 3 cadono all'interno di quello che per noi è la fascia d'abitabilità. Vi lascio notare che la definizione del per noi la dovremmo mettere ovunque, perché spesso sbagliamo lì nel generalizzare, no? È chiaro che per noi la fascia d'abitabilità cos'è? È quella distanza del pianeta alla stella all'interno della quale riusciamo a trovare acqua liquida, ma perché noi siamo stati fortunati in tal senso e l'acqua liquida ci ha permesso di evolverci così come vediamo, con tutti i pro e i contro del caso, purtroppo. Però ci sono pianeti molto più vicini alla stella, come ci potrebbero essere anche pianeti molto più lontani. Addirittura qualcuno degli scienziati che si occupa di questo pensa proprio che alcune lune di pianeti grossi, quindi pianeti gassosi, come potrebbero essere il nostro Giove e il nostro Saturno, alcune lune terrestri dei pianeti extrasolari più grandi potrebbero avere condizioni di temperatura e di pressione tali da consentire ad esempio l'esistenza di acqua liquida, nonostante siano pianeti che vadano ben oltre la fascia d'abitabilità, quindi potrebbero essere pianeti che normalmente avrebbero temperature sicuramente più fredde. Quello che cerchiamo è al solito un po' sulla nostra falsariga un pianeta che sia in posizione di zona abitabile, proprio per il motivo che vi dicevo prima, che abbia un'orbita stabile, quindi un'orbita circolare, che non ci siano orbite ellittiche che mi passino da un'estate torrida a un inverno super gelido, no? Una stella che sia stabile, cioè che non vi siano continue tempeste ed eruzioni distruttive, perché anche lì siamo stati molto fortunati nelle ultime centinaia di migliaia di anni. Sicuramente una stella molto simile al Sole. Poi ovviamente c'è chi ha fantasticato, è chiaro che parliamo di stelle di pianeti che abbiano una massa simile a quella della Terra, ma perché? Perché conosciamo come organismi biologici come i nostri rispondono a queste condizioni di gravità. Tanto si è detto, tanto si è visto, tanto si è scritto, possiamo solo fantasticare su questa cosa qui. Chiaro però che considerando un po' come
si sono evolute le specie animali e vegetali qui sul nostro pianeta, quello che puoi pensare è che sarebbe meglio, no, se trovassimo un pianeta simile per massa e anche per attività, quindi attività vulcanica, che abbia una luna che abbia stabilizzato abbastanza bene la nostra orbita. Sapete bene cosa sarebbe successo se non avessimo avuto una luna dalla nostra parte. Questi sono alcuni dei pianeti indiziati. La ricerca continua, non mi soffermerò oltre su questa prima parte della mia presentazione. Ci sono strumenti molto grossi in cantiere, come questo grande 39 metri, con il quale dovremmo riuscire a risolvere qualcosa di spettacolare. Poi ci sono missioni molto più fantascientifiche, come Darwin, questa grande missione dove si riuscirebbe a fare interferometria spaziale, quindi un po' come facciamo con i telescopi radio sulla Terra, dove facciamo convogliare i segnali provenienti da più antenne, lo facciamo anche qui in Italia. L'idea è proprio di collegare questi telescopi ottici in orbita con dei link a banda molto larga, dove far confluire le informazioni che provengono da tutti i telescopi. In questo modo riusciremo ad avere non soltanto la sensibilità, che vi ricordo essere la somma semplice delle sensibilità, ma in interferometria non è neanche così semplice, ma una risoluzione che è pari alla distanza dei due telescopi ottici più lontani. Quindi non parliamo più di risoluzione legata al diametro dello specchio, ma legata semmai alla distanza di satelliti disposti in orbita. Poi è chiaro che tutto questo ci pone un'altra domanda, che è un po' l'inizio della nostra discussione. Una volta trovato il pianeta ideale, saremmo in grado di capire se su quel pianeta c'è vita? Non voglio continuare dicendo e poi dopo cosa facciamo? Telefoniamo? Mi fermo un gradino prima, che poi è il nostro dovere di chi si occupa di seti. Non è che ci preoccupiamo di come gestire il messaggio, ci occupiamo di capire se siamo in grado di vedere tracce di evoluzione tecnologica di una specie intelligente, o forse cretina, se preferite, come la nostra, no? Però, come dire, è un po' il nostro obiettivo utilizzando antenne di questo tipo. In Italia abbiamo l'onore di farlo da più di 20 anni, grazie a persone che ci hanno creduto, Stelio Montepugnoli in primis, il mio direttore e mentore fin dall'inizio, oggi ormai in pensione da qualche mese, ma che ha voluto fortemente il SETI in Italia e ha fatto sì che l'Italia in Europa sia, insieme alla Francia, le uniche due nazioni che facessero SETI. Poi per il resto nessun altro faceva SETI in Europa. Qualcuno dice, ma il SETI è inutile? Sì, siamo d'accordo, possiamo discuterne, ne parleremo anche un attimo velocemente. Perché? Perché da 50 anni che facciamo SETI tentiamo di rispondere a questa domanda se siamo soli con il SETI. È una delle possibili risposte. Il SETI va inteso più a largo spettro, è chiaro, rispetto a 50 anni fa abbiamo avuto una grande evoluzione, non cerchiamo più la riga soltanto, perché c'è chi ipotizza appunto di scandagliare il cielo nella ricerca di eventuali tracce di civiltà tecnologiche. C'è chi già spera di poter tirare fuori, tra virgolette, dalle atmosfere dei pianeti extrasolari, ad esempio delle tracce di inquinamento. Tracce che potrebbero non essere appunto deputate, legate alla normale natura del pianeta stesso, no? E si pongono le solite domande. Bisogna stabilire se nell'universo sono presenti civiltà intelligenti con un sistema di telecomunicazioni, perché ci sono tanti passi da fare prima di capire di cosa stiamo parlando, no? Perché un conto è trovare degli esopianeti, poi un conto è trovare degli esopianeti che siano abitati da organismi anche monocellulari, ma un altro conto è trovare degli esopianeti che abbiano anche degli esseri viventi che si siano evoluti, e chissà magari se si siano evoluti nel verso giusto, quindi nello sviluppare una capacità di comunicazione e ancora meglio forse di telecomunicazione, anche se questa è una nostra prerogativa
perché comunicare per mezzo delle onde elettromagnetiche, tra virgolette, è stata una nostra prerogativa. Quindi quello che facciamo è adesso trasferire negli altri quello che per noi è stato facile. Abbiamo iniziato manco un secolo fa circa, ma la radioastronomia si occupa di scandagliare il cielo dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi non è che c'è tutto questo grande tempo. E su questo discorso del lasso di tempo vi lascio sospeso il punto, anche perché poi alla fine di questa mia chiacchierata ci andremo a ricollegare sul lasso di tempo, cioè da quanto tempo noi maneggiamo con queste cose. Torniamo un attimo indietro. Tutto ebbe inizio grazie a questi due signori, Giuseppe Cocconi e Philip Morrison, i quali hanno pubblicato un paper che ha fatto Searching for Interstellar Communications, che ha fatto poi tremare tutti gli scettici, soprattutto i più conservatori, perché volendo ricercare per comunicazioni interstellari cosa voleva dire, che cosa andavamo a cercare. Quindi qualcuno voleva già immaginarsi che qualcun altro stava trasmettendo, gridiamo da noi, in quest'epoca di grande fermento e di entusiasmo spaziale. I due pubblicarono il primo paper sul SETI. Fu Frank Drake, per fare questa breve storia al SETI, che colse l'invito e non fece altro che iniziare a mettere in pratica in un modo o in un altro, perché immaginate, eravamo negli anni anche un po' della guerra fredda, dove un po' l'America cercava di essere la prima per tante altre cose, quindi bisognava dare una risposta. E la prima risposta che diede Frank Drake è di aprire un progetto che si chiamava OZMA. Ma perché proprio 21 centimetri? Perché proprio 1420? Perché un po' si guardarono intorno, non è che non avesse senso la scelta, ma si pensò che la frequenza più immediata, un po' come pensare, ma chissà quale frequenza quella civiltà che non sa di noi avrebbe potuto voler trasmettere. Chi lo sa? È una bella variabile. Qualsiasi ipotesi avanzata potrebbe essere smentita. Però ci sono ipotesi che reggono un po' più all'impiedi, non che reggano da sole, ma magari le appoggiamo un po'. Una di queste che teneva, discretamente bene all'impiedi era quella là dei 1420, perché è la frequenza dell'idrogeno. Cos'è l'idrogeno? È l'elemento più comune, e come lo è per noi, lo è per loro. Quindi si pensa che un po' nell'analisi delle frequenze da utilizzare anche loro potessero in qualche modo dire: ma tu guarda, proviamo a trasmettere alla frequenza dell'elemento più comune anche qui. Chissà, magari loro si saranno accorti che l'idrogeno è l'elemento più comune e stanno ricevendo, perché attenzione, stiamo parlando di SETI passivo, qui non trasmette nessuno, qui solo si riceve. Anche loro stanno ricevendo a 1420 MHz e fu così che nacque il SETI a 21 cm. Fatto sta che OZMA in realtà non trovò nulla, però ebbe un grande peso politico sull'operazione, tanto che Frank Drake, questo signore che vedete qui in foto, con il quale ho avuto la fortuna di collaborare per un bellissimo periodo, ancora tutt'oggi in vita, Frank Drake è una persona molto attiva, rimase a capo del SETI Institute per tantissimo tempo e formò decine e decine di scienziati che tutt'oggi ancora continuano a fare il loro bravo lavoro. Andò avanti con un altro progetto che si chiamava OZMA 2, da 2 stelle si passò a 650 stelle, ma scelti con criteri più di comodità. In realtà si andò semplicemente a scegliere 650 stelle che fossero più vicine a noi, anche perché è chiaro che andare a sbirciare su una stella lontana c'è più fatica, no? Ti serve più strumento. Perché è chiaro che se hai più antenne è come avere più strumento, cioè se hai uno strumento da 40 cm ottico ti diverti di più rispetto che averne uno da 10 pollici, no? È chiaro. Poi dipende da quello che devi fare. Qualcuno mi potrebbe dire: no, il mio rifrattore da 10, io in realtà faccio cose da sogno, mi basta quello, ci mancherebbe. Però in radioastronomia purtroppo non mi devo accontentare mai del diametro, perché è il motivo per cui ad esempio il nostro amico ha installato 2 dipoli, ne abbiamo visti 2
li ha fasati per permettere che il ritardo del fronte d'onda arrivasse in maniera coerente, come due violini all'unisono, no? Ma quello che ha fatto non è altro che aumentare l'area virtuale nel caso del dipolo, perché non hai un disco, no? Non hai una parabola. Il dipolo ha questi fili che avete visto, dove virtualmente è come se ci fosse un contenitore elettromagnetico che capta e convoglia radiazione. Quindi più antenna hai, nel vostro caso avete due dipoli che sono sicuramente meglio rispetto a che un dipolo, se hai più antenna puoi riuscire a vedere più lontano o, se volete, a ricevere segnali che sono più deboli. Poi si andò avanti, ovviamente nell'Ozma 1 e nell'Ozma 2 ebbero risultati positivi, 73-76, si andò avanti con il progetto Phoenix, qui si iniziava a fare cose un po' più sul serio. Il progetto Phoenix fu portato avanti da Jill Tarter, la quale, la dea del SETI, a cui si ispirò nel film Contact per la protagonista. In realtà ovviamente poi la vicenda fu molto romanzata, però la signora del SETI era proprio la Jill Tarter della vita vera. Jill Tarter che oggi si occupa ancora di SETI, sebbene ormai è in pensione. Nel 2004 Jill Tarter, insieme alla Margaret Turnbull, una sua studentessa di dottorato, misero in piedi un catalogo, finalmente il primo catalogo pensato sul SETI. C'è un catalogo dove si tenesse conto di tutto quello che sapevamo di esobiologia riguardanti gli esopianeti. Quindi, vogliamo fare SETI? Facciamolo in maniera ragionata. Cosa ci mettiamo? Ci mettiamo innanzitutto pianeti che possono avere un senso. Inutile sparare a caso, tempo ce n'è poco, soldi ancora meno. Tentiamo di convogliare i pochi sforzi che abbiamo nelle direzioni più privilegiate. Quali sono le direzioni più privilegiate? Adesso le vedremo, ma sicuramente quei sistemi esoplanetari che hanno, diciamo, una marcia in più. Proviamo a rispondere a queste domande. Questi sono i punti da cui partire, sono i punti su cui ancora oggi in parte ci imbantaniamo perché facciamo un cattivo SETI. È facile dire non avete trovato nulla, ma proviamo a chiederci come lo stiamo facendo il SETI. Ma non in Italia, parlo di tutto il mondo. Dove e cosa cercare? Chiaro che già rispondere dove cercare, cosa cercare. Parlavamo prima della frequenza dell'idrogeno, ma siamo sicuri che sia quella giusta? E se no, quale altra frequenza? Qualcuno ci sta pure provando col laser e fa l'optical SETI. In Italia a Tradate c'è un gruppo, il FOM 13, con i quali siamo in ottimissimi rapporti di collaborazione, che ha messo in piedi da poco, ha ultimato da pochissimo, sforzo astrofilo quando si dice, no? Quindi un prodotto totalmente astrofilo per scrutare il cielo con un telescopio ottico alla ricerca di debolissimi lampi di luce laser. Sparati da chi? Beh, sparati da possibili civiltà extraterrestri che anziché sparare in radiofrequenza e quindi andare ad ascoltarli con il SETI radio, potremmo tentare di riceverli con il SETI ottico. Anche lì è una bella sfida, ma stiamo iniziando solo adesso, quindi ancora è tutta da giocare questa partita. Anche se c'è questo largo consenso sulla possibile esistenza di vita, però per alcuni l'intelligenza è un'anomalia transitoria, quindi molte persone in realtà liquidano la questione della ricerca SETI dicendo semplicemente vabbè, voi state per cercare una civiltà intelligente quando l'intelligenza probabilmente è un'anomalia transitoria nelle specie, quindi potrebbe anche darsi che sia ancora più raro. No? Ce n'è parecchie sfaccettature. Tutto quello che ci siamo detti finora prende posto all'interno di un'equazione, la cosiddetta ormai iperinflazionata, ne parlano tantissimi e cercheremo oggi di parlarne il meno possibile, equazione di Drake, Frank Drake, questo qui in immagine come vi dicevo prima. Drake mi pare nel 61 doveva andare a tenere la prima conferenza seria sul SETI, doveva misurarsi con persone molto più alte di lui e nel tentativo di fare una sorta di lista della spesa prima di uscire di casa, vado al supermercato che compro
Lui non fece altro che creare una lista dove mettere quali erano i punti cardine su cui discutere in maniera ragionata e logica con persone che ne sapevano molto più di lui. Ed è lì che nacque in qualche modo questo ragionato dibattito sulla probabile o improbabile origine della vita, sull'evoluzione della vita verso forme avanzate ed in particolare verso un'intelligenza che possa concepire tecnologia. Pensate, siamo gli unici sul nostro pianeta che abbiamo concepito tecnologia. Era la prima volta, erano gli anni 60 e quella che nacque era una semplice equazione dove non è che ci siano cose straordinarie, un prodotto fatto da tanti termini, quindi un semplice prodotto di numeri, dove ogni numero era una possibile variabile che andava da 0 a 1, quindi 0 semplicemente era pochissimo probabile, 1 era altissimo probabile, no? E poi, ad esempio, e quindi sono tutte frazioni, no? E poi il primo di tutti non era altro che il numero di stelle stimato, e anche lì si parte, non tutti gli astrofisici oggi sono d'accordo sulla stima numerica più o meno esatta della quantità di stelle che ci sono. Su questa equazione ci hanno giocato tantissimo e alla fine ogni scienziato tirava fuori il proprio numero e litigava con gli altri. Si sono visti dei concerti ai congressi del SETI mondiale dove ognuno la tirava per la propria parte, tanto diverso, però utilizzando, diciamo, numeri grosso modo standard, quindi questo tipo di numero qui per il numero di stelle nella Via Lattea, una frazione di stelle che hanno sistemi planetari, ma molto, come dire, al solito riflesso sulla nostra esperienza osservativa, quindi anche noi abbiamo potuto beneficiare tantissimo questo tipo di stime. Queste sono delle frazioni, quindi dei numeri che vanno da 0 a 1. Insomma, alla fine dall'equazione di Drake potrebbe venire fuori una stima intorno ai 3005. 3005, dicono sì, vabbè, allora quindi dove sono? Beh, 3005 potrebbe essere una stima, ma la galassia è immensa. Ora, in realtà, come vi dicevo, può variare da alcune decine fino ad alcuni milioni questo calcolo, dipende un po' da quello che ci mettete qui dentro. Provate a giocarci, tanto su internet già ci sono dei siti pronti dove potete provare a cambiare ciascuno di questi termini nella moltiplicazione e vedrete proprio come n cambia. Poi venne un signore, questo qui in realtà ha rivoluzionato un po' il modo di vedere l'equazione di Drake, Claudio Maccone, italiano, torinese, anche lui del nostro gruppo di medicina, collaborato parecchio con Stelio, con me ed altri. Sì. Nel 2008 un'evoluzione dell'equazione di Drake. Lui disse, ma siete proprio sicuri che questa equazione di Drake è una nuda moltiplicazione di numeri? Lui è matematico, quindi aveva dalla sua tutta la matematica che aveva ben capito, fisico e matematico. Disse, se invece anziché essere la moltiplicazione di numeri, l'equazione di Drake in realtà è il prodotto di più funzioni, siete proprio sicuri che tutti i termini che vanno a moltiplicarsi siano dei semplici numeri? In realtà nessuno lo obiettò a Glasgow e lì c'era tutto il SETI mondiale e molti altri, tra cui c'era anche Frank Drake. Quindi vai a casa del... In realtà Claudio ci aveva visto giusto, lui disse semplicemente, ma se io nella moltiplicazione dell'equazione vado a sostituire tutti questi termini con delle funzioni, le cui distribuzioni di probabilità le vado a studiare per bene e so bene che non sono più delle semplici gaussiane né delle gamma, ma sono delle particolari distribuzioni. Che cosa ottengo? Per farla corta, Claudio fece un sacco di calcoli, stese parecchio, qualche anno, perché erano molto grossi come calcoli, e venne fuori con delle curve che sono, come al solito, attenzione, da prendere con le pinze, sono delle stime. Ora, il valore più probabile trovato da Claudio è intorno ai 4600 civiltà. Parlo sempre di valore più probabile, perché fin quando non avremo almeno il primo contatto
rimarranno delle stime, no? Però è chiaro che questo valore più probabile era più ottimistico rispetto alle 3005 trovate dalle equazioni di Drake utilizzando dei valori costanti. Quindi si sperava bene. Inoltre c'era comunque questa distribuzione che non è più gaussiana attorno al picco, ma è una distribuzione molto particolare che va verso numeri molto alti, che potrebbe portare addirittura intorno alla sigma fino a circa 15.000 civiltà. Quindi, tenuto conto di quello che sappiamo oggi noi sulla Terra, utilizzando tutte quelle condizioni al contorno, un bravo matematico può riuscire a fare questo genere di calcoli e finora nessuno è riuscito a controbatterlo in maniera ragionata. Poi è facile dire tanto non c'è niente. Vabbè, tanto non c'è niente, parliamo. Puoi dire che non c'è niente, non c'è mica. Qualcuno deve spingere sul po' per capire ma che probabilità c'è, di cosa stiamo parlando. Lo puoi fare. È chiaro che la domanda che si fece Fermi è la domanda di tutti, di tanti. Se parliamo di 3.500, che siano 3.500, che siano 4.590, che siano 15.000, Enrico Fermi in una pausa caffè di parecchi anni fa disse ai suoi colleghi, sì, ma stiamo qui a parlare di cosa? Di aria fritta? Migliaia. Ma allora dove sono tutti questi? Fermi era uno degli scettici più incalliti, tanto che riuscì a influenzarne parecchi, cioè nel senso che è chiaro che davanti a un'evidenza simile, davanti a nessun altro contatto, non poteva che avere ragione. Chiaro che le spiegazioni possono essere tante, io ne ho cercato di compattare alcune, ma proviamo a capirle insieme. Potrebbero esserci spiegazioni di tipo evoluzionistico, cioè i famosi fattori ottimali di cui parlavamo prima, vi ricordate, no? Abbiamo parlato di orbita, no? Di stabilità della stella, quando vi ho introdotto gli esopianeti. Quindi evoluzionistiche perché tra tutte le stelle da considerare nel pacchetto, tra virgolette, delle fortunate, bisogna pure capire se queste stelle hanno fortunatamente un'orbita di un pianeta che sia idoneo, no? A conservare quella stabilità che permetta l'evoluzione della vita, che abbia una classe spettrale della stella che sia, come dire, una garanzia anche di stabilità e che non ci faccia invece capire che da lì a poco la stella tira le cuoia, no? Oppure che ci siano una o più lune, quindi l'evoluzione stessa del suo pianeta in termini anche di stabilità grazie a una o più lune. Sapete che la nostra luna appunto stabilizza il nostro sistema in maniera impeccabile o quasi. E poi c'è una delle cose in cui io credo molto di più, i limiti temporali. Vi dicevo prima, tenete a memoria il problema di da quanto tempo ci sporchiamo le mani con le radiofrequenze. Lo dico ai radioamatori, che credo che ce ne siano parecchi in sala del gruppo, no? Da quanto tempo ci sporchiamo le mani con le radiazioni elettromagnetiche? Direi da qualche decennio, perché tanto anche se dicessi da un secolo non è che ci cambia tanto. Se pensate però quanto vale nell'arco temporale evoluzionistico di una civiltà il qualche decennio, se volete anche 100 anni, ma anche se dicessi 200 anni, che così non è, in realtà è veramente un briciolo, un granellino di sabbia. E questa è una delle cose a cui io credo di più, i tempi scala evolutivi. Immaginate due civiltà, un'altra identica alla nostra, ma non parallela alla nostra. Un'altra civiltà che come la nostra si è riuscita a rovinare molto, ma nello stesso tempo comunque ad evolversi in maniera tecnologica e a trasmettere, quindi che abbia avuto anche più soldi della nostra, perché noi siamo riusciti a trasmettere 3 volte. Noi abbiamo fatto solo 3 esperimenti di quello che in gergo chiamano METI, che è il SETI attivo, cioè noi puntiamo volutamente l'antenna in una direzione e trasmettiamo per pochi secondi, perché i soldi non ci bastano, quindi bisogna spegnere tutto. Abbiamo fatto un tentativo simile ad Arecibo nel 73, mi pare che ne parlerò dopo, e un altro paio i russi, perché no, tra gli americani e gli altri russi, ping pong, 1 megawatt, trasmetterlo ci costa, e quindi anche lì bisognerebbe sperare che
i tempi scala evolutivi siano idonei, quindi le due civiltà un po' abbiano la fortuna di evolversi in maniera parallela. Però attenzione, i tempi scala si scontrano innanzitutto con la durata media. Perché durata? Voi potreste dire, perché abbiamo una scadenza, purtroppo. Non parlo della scadenza voluta dalla nostra stella che ci ospita, che prima o poi ci aspetta lì, ma anche della durata media di una civiltà, perché potrebbe pure darsi che una civiltà si autoestingua e noi ne sappiamo qualcosa. Quindi nel SETI c'è gente che studia anche questo, nel valutare quanto. I limiti spaziali sono intimamente correlati a questi arti temporali. Perché? Vi dicevo, immaginate un'altra civiltà evoluta come la nostra, in grado di trasmettere. Quanto la lasciamo distante dalla nostra? Qualche anno luce? Qualche decennio luce? Cioè alla fine non è che ce ne siano tantissime stelle che ospitano pianeti nell'arco di qualche anno luce, purtroppo bisogna allontanarsi. La civiltà dista 1000 anni luce, anche se entrambe le civiltà si siano sviluppate in parallelo, ci sarà un ritardo di 1000 anni prima che il messaggio di quella civiltà arrivi al nostro. E si fa presto a dire non avete trovato nulla. Il problema è che ci sono talmente tante variabili in gioco che in maniera prudente uno deve saperle capire e nel contempo cercare di capire anche se è il caso non continuare, no? Perché una civiltà che ha tutte le carte a regola come la nostra e ha anche la possibilità di trasmettere dovrebbe essere a quella distanza idonea di trasmettere prima che noi smettiamo di ascoltarla. E la simultaneità in qualche modo, no? Poi è chiaro che qualcuno ha pure stimato il famoso modello a corallo di espansione, l'ha fatto anche Claudio Maccone nel suo libro dedicato al SETI, un bel mattone da leggere con molta calma per meditarlo. Però è chiaro che ci chiediamo se ha senso o no proseguire una ricerca SETI. Il problema è che se noi andassimo a chiederci perché fino ad oggi nessuno è venuto qui a salutarci, il problema è proprio quello che per colonizzare una galassia come la nostra, facendo due calcoli, chi li sa fare, è chiaro, io non mi sono mai cimentato con questo tipo di modello a corallo, ma c'è chi lo fa in maniera abbastanza rigorosa, inserendo i dati della nostra galassia che ha un raggio di circa 50.000 anni luce, con una distanza media che va dai 5 ai 10 anni luce a stella a stella, anche ammettendo una velocità del 10% della luce, che già per noi sarebbe una bella sfida, noi non ci riusciamo ad andare al 10% della luce, ogni tappa durerebbe 50 anni, quindi bisognerebbe qui veramente fare due calcoli ecco uno dei motivi per me, secondo me, che per me hanno valenza, del motivo per cui fino ad oggi non abbiamo una immediata verifica che ci sono civiltà extraterrestri che vengono a suonare al nostro campanello. Ed ecco perché secondo me ha senso ancora oggi parlare di SETI inteso come ricerca passiva, ascoltare se c'è traccia. Detto questo, adesso un po' proviamo a capire perché dovrebbero trasmettere. Come vi dicevo prima, qualcuno ci ha provato sul nostro pianeta per il solito motivo di questa voglia innata che abbiamo di comunicare e di far capire all'altro che ci siamo, no? Ci abbiamo provato all'Arecibo nel 74, questo è il nome che non mi ricordavo prima, ad Eupatoria, dove c'è questo grande trasmettitore sovietico, questa grande parabola da 70 metri, che è stata utilizzata ai tempi della guerra fredda per altri scopi e che invece dal 99 per 3 volte, 99, 2003 e 2008, è stata invece utilizzata proprio per trasmettere verso il cielo dei messaggi codificati. Devo dire purtroppo il primo, quello l'ha trasmesso dagli americani tramite Arecibo, è andato a vuoto perché il target verso cui puntava Arecibo era l'ammasso globulare M13,
che dista circa 25.000 anni luce da noi. Ora il problema è che intanto il segnale impiegherà 25.000 anni prima di giungere all'ammasso M13, primo. Secondo, si sarà parecchio attenuato perché c'è molta scintillazione, ci sono molti altri problemi, quindi il segnale arriverà molto distrutto, ma quando arriverà? Terza cosa, il problema è che non arriverà, perché nel frattempo M13 gode fortunatamente di modo proprio e quindi anche M13 si sarà spostato. Insomma, hanno fatto tutti questi calcoli, ma parlavamo del 74, quando ancora questa era molto, molto fresca. Chiaro che prima di trasmettere oggi ci penseremmo 25.000 volte se si volesse fare metri, ma soldi non ce n'è per fare metri, non ce n'è manco per fare sedi, figuriamoci per fare message for extraterrestrial intelligence, e di puntare l'antenna verso l'area. Questa è un po' l'idea. Io ho avuto grandi tagli che non sto qui a raccontarvi, è stato molto penoso, sono riusciti purtroppo a completare solo una parte dell'Allen Array, questo grande radiotelescopio che sarebbe dovuto essere dedicato interamente al progetto SETI, che come ogni cosa che nasce per uno scopo va a finire per un'altra. Purtroppo l'Allen Array finirà adesso per essere utilizzato da programmi di osservazione militare d'altro tipo e solo una parte, solo una fetta verrà, diciamo, data a chi l'ha voluto per continuare l'osservazione di tipo astrofisico e anche SETI. È un po' questa la tristezza del progetto. Quello che ci ha uniti a livello mondiale e che ci ha trascinati come italiani in questa bellissima avventura è stato il Serendip. Il Serendip, che prende un bel nome dalla serendipità, no? Questa cosa che tu cerchi qualcosa mentre ne stai cercando un'altra, anzi trovi qualcosa mentre ne stai cercando un'altra. Una scheda molto sofisticata che non fa, è uno spettrometro ad altissima risoluzione, c'ha alcuni milioni di canali per cui riesce ad avere una risoluzione di decimi, se non centesimi di hertz per ogni canale, quindi molto fine. E questa scheda è stata clonata e regalata, diciamo ceduta, a tantissimi stati in tutto il mondo, a tantissimi osservatori. E in Italia ne abbiamo avuta qualcuna per diversi anni. E grazie a questo siamo entrati nel progetto SETI, quindi anche noi abbiamo avuto questo spettrometro così sofisticato, così sottile, così risoluto per osservare anche noi in serendipità. Cioè cosa facciamo? Andiamo più avanti, facciamo quello che si chiama in gergo il piggyback, quello che la natura fa a costo zero per mille altre cose, no? Il piggyback, cioè vuol dire stare un po' a cavalluccio, è quello che facciamo nel SETI per non dare fastidio, per cercare un modo per fare ricerca senza spendere soldi, perché soldi per il SETI in Italia non ce n'è. Quindi ormai da decenni si lavora cercando in qualche modo di inventarci un modo per fare SETI ugualmente. Come si fa? Un po' come questo caso qui, questo costa tantissimo, questo tipo di cavalluccio, questo tipo di piggyback. Il nostro no, perché non facciamo altro che parassitare in parallelo le osservazioni che quotidianamente avvengono ai radiotelescopi, quindi non facciamo altro semplicemente da uno splitter, da un divisore, di prendere il segnale, lo facciamo arrivare a questo spettrometro che è dedicato solo per il SETI, e mentre tutti gli astrofisici fanno le loro brave osservazioni di qualunque altro tipo di oggetto, nel frattempo facciamo SETI in Serendip. Quindi cosa vuol dire? Che mentre qualcuno sta scandagliando l'universo alla ricerca di qualunque altro tipo di oggetto nella sua ricerca, potrebbe darsi che il radiotelescopio vada a puntare una direzione fortunata per la ricerca del SETI. Però capite bene che non avendo lo strumento dedicato, proprio come voleva Allen quando sborsò la prima parte della somma per costruire l'Allen Array che abbiamo visto prima, capite bene che questo non è più un sistema dedicato, essendo un sistema in piggyback devi accontentarti dei tempi e delle finestre di puntamento dello strumento, non puoi mai interferire, mai, se no non sarebbe più Serendip. Questo è un po' lo scopo. È chiaro che questi sono i vincoli, devi
accontentarti della banda e della frequenza, quindi non parliamo più del giga 4, del 1420 MHz, perché se un astrofisico per quel giorno ha chiesto ed ottenuto tempo osservativo all'antenna, supponiamo, di medicina, e a medicina si sta osservando il metanolo o l'acqua, ad esempio, si sta osservando l'acqua a 22 GHz, il SETI verrà fatto a 22 GHz. Se l'astrofisico ha chiesto di studiare delle nubi di ossidrile, OH interstellare, il SETI verrà fatto a 1620 MHz. E ovviamente, come pensate, il ventaglio si apre parecchio, perché se prima già riuscivamo a scommettere su una frequenza ragionata che sia, ma comunque era la frequenza dell'elemento più diffuso nell'universo, se adesso iniziamo a parlare di tante frequenze, quando parlo di frequenze, per chi non è familiare, pensate alla tavolozza dei colori di un pittore. Io lo stesso disegno lo posso rendere in bianco e nero, oppure potrei tentare di renderlo in altri singoli colori, sempre monocromatici, ma ad esempio tutto in rosso o tutto in verde. Quindi non sto parlando di sommare più colori, quindi un'immagine a colori, sempre un'immagine monocromatica, con un solo colore, da scegliere. Ecco, questo è quello che facciamo quando si fa SETI monocromatico, quindi monobanda, però ci prendiamo quello che ci passa il convento. Altra cosa, altro grande limite, la zona di cielo. Immaginate un'antenna così grande, ha un fascio di un primo, 20 primi, 30 primi, in funzione della frequenza scelta. Mi pare che la frequenza dell'idrogeno arriviamo al mezzo grado, che è tanto. Ma questo tipo di antenna qui, a differenza delle SSD che montate a fuoco dei vostri strumenti ottici, questo tipo di antenna qui ha un solo pixel, non ne ha milioni, ma ne ha uno solo. E se ha un solo pixel, devi fare tutto con quello. Quindi l'antenna si sposterà per fare quello che si chiama blanking, no? Il blanking è l'off source, i radioastronomi lo chiamano off. Pigliano l'antenna, la spostano, un po' come qualcuno farà fotometria tra di voi, penso, no? Quindi quando hai l'oggetto, no? Quando hai l'oggetto nel campo e devi misurare quanto vale il cielo vicino all'oggetto, che cosa fai? Sposti il cerchietto fotometrico su una regione di cielo vicina alla stellina, no? Perché se hai un po' di foschia, un po' di velatura, o semplicemente perché come si dice, il piano focale non è uniformemente illuminato, ci sono altri tipi di problemi, per fare l'on-off, quindi l'on sarebbe la sorgente meno il background, lo fai semplicemente sottraendo due porzioni della stessa immagine. Con il radiotelescopio non lo puoi fare, devi spostare l'antenna fisicamente. Quindi immaginate, per fare ricerca SETI c'hai questo grande colosso di svariate decine di tonnellate che continua ad oscillare, non è neanche semplice, nell'arco di un'ora lo farà 40 volte, 50 volte, perché comunque l'on-off va fatto di continuo, proprio per avere un riferimento continuo di quello che c'era dietro, no? Anzi di quello che c'è davanti alla sorgente, quindi se ci sono delle nubi, delle velature, eccetera. Quindi immaginate quanto sia difficile fare SETI piggyback in queste condizioni. Altra risposta a chi mi dice: ma da 50 anni che ci provate non avete trovato nulla, provaci. È chiaro che non puoi scegliere un'altra frequenza, perché nel fuoco dello strumento hai quel ricevitore. Se ne vai a scegliere un altro, vai a spostare fisicamente una slitta dove ci sono più ricevitori, o, come facciamo ad esempio noi nel caso, vai a spostare lo specchio secondario, che è un iperbolico, quindi con dei motori, con degli assi, non fai altro che basculare poco poco il secondario, in maniera che questo cono qui, anziché puntare lungo l'asse, vada a puntare delle zone molto vicine dove ci sono degli altri ricevitori. Quindi è uno solo, non posso giocare molto alto. E poi dove puntare? Dove puntare è chiaro che ci sono degli oggetti che sono più o meno interessanti per il SETI, però una delle cose che ho sempre controbattuto nei congressi SETI e che ora piano piano iniziamo un po' a farci sentire è che purtroppo nel cosiddetto field of view, il campo di vista di un radiotelescopio,
Ci cade sì una grossa porzione di cielo, ma non è grande abbastanza, non è un grandangolo, come vi dicevo, è un singolo pixel. Per cui se quel pixel mi misura 2 primi piuttosto che 5 o 10, 20 primi, dipende un po' dalla frequenza, se qualcuno viene a dire sì, ma tanto è serendipità, per cui se qualcuno ti sta osservando un quasar, se nel frattempo c'è una sorgente sedia in mezzo, te la prendo. La risposta è no. Se ti sta osservando un quasar, al massimo osserverò un campo vicino al quasar di qualche primo. Ci vuole una grossa dose di fortuna per far sì che ci sia un oggetto SETI all'interno di un campo così piccolino. Per 1 megawatt da residuo, ma per pochissime decine di secondi. Dopodiché stop, se no ci toccava pagare parecchio. E poi soprattutto trasmettere una frequenza che non venga assorbita dalla nostra stessa atmosfera. C'è un grosso buco che si chiama buco dell'acqua, water hole, che va circa da 2 GHz fino a 10 giga, ma ci sono delle trasmissioni diverse da frequenza a frequenza, e quindi quello che noi speriamo è che il segnale cada all'interno della frequenza dove passa. Viceversa, se loro trasmettessero ad una frequenza dove la nostra atmosfera è opaca, noi non riceveremo un bel niente. L'integration time di circa 10 ore, quindi per 10 ore tramite computer non abbiamo dovuto fare altro. Prima il segnale, questo qui che vedete qui della Voyager, non si vedeva per nulla, si vedeva una banda molto rumorosa. Immaginate che alla fine della somma di 10 ore di segnale è venuto fuori questo segnale, tanto è debole ormai la Voyager 1, che è molto lontano. Quindi un po' questa è la sfida del SETI. E questo è, diciamo, un po' il risultato delle simulazioni che abbiamo fatto qualche anno fa e che ci fanno ben sperare. Cioè, cosa possiamo riuscire a fare dopo tutte queste parole, tutto quello che ci siamo detti sul SETI? Quello che possiamo riuscire a fare è un'osservazione o congiunta, quindi utilizzando ad esempio 2 antenne, come potrebbero essere note in medicina, sono le 2 gemelle da 32 metri di diametro, quindi 2 ottime antenne di classe 32 metri. Utilizzando queste 2 antenne si potrebbe, con soli, virgolette, 20 minuti di integrazione, che non sono pochi purtroppo, ma devo dirvi, con 20 minuti di integrazione potremmo tirare fuori un segnale in maniera combinata con una potenza di soli 500 kW trasmesso ad una distanza di 25 anni luce, che è ottimo. Quindi non è che non si possa fare SETI, ma in maniera ragionata ci vuole innanzitutto le antenne dedicate, quindi devi avere la disponibilità di puntare le antenne dove vuoi, quindi in dei target specifici, non a caso facendo serendip, perché se fai serendip, quei tanti ragazzi, che facciamo tantissima divulgazione,